Buonasera a voi. Parleremo di tradizioni della Sardegna e, se vogliamo, di identità, perché in fondo chi siamo noi se non gli eredi di una storia che conserviamo, che tramandiamo e che però dobbiamo un po' conoscere un po' meglio. E spesso gli archivi familiari anche restituiscono delle pagine della nostra storia che conoscevamo un po' meno. Lo spunto di questa nostra chiacchierata che facciamo con due, come dire, esperti di tradizioni e di studiosi delle tradizioni, Battisio Bandino, grazie per essere venuto, e Natalino Piras, nasce da un'iniziativa editoriale che ha proprio la firma, che vede la firma fra l'altro di Natalino Piras e Diego Casu, e quella sono i racconti, no? Gli scritti di Raimondo Calvisi. Però quanto è importante che noi ci si riconosca nelle nostre stesse tradizioni? Ma il riconoscimento ci chiama ad un confronto. Quando noi ricordiamo il passato, non è tanto che noi andiamo verso il passato, quanto che il passato viene a noi e noi lo interpretiamo, lo valutiamo in qualche modo, ci affezioniamo, e in questo caso specifico sono una serie di racconti di Raimondo Calvisi che ci restituisce, come dire, al presente per definirci come identità. Chi siamo noi rispetto a quel momento storico? Noi siamo gli eredi, ma siamo degni eredi? Voglio dire, davanti a questo mondo affascinante che ci restituisce attraverso i libri, noi ci riconosciamo come percorso ereditario, però è bene per la questione dell'identità che noi leggiamo per confrontarci, per dire oggi rispetto a quel mondo come siamo. L'identità è un percorso storico, vissuto diversamente, che prende la forma del tempo nel suo scorrere. Allora a me ciò che più ha interessato di questi libri è il dire ieri, oggi, riconoscimento e differenza. Riconoscimento perché è un mondo nostro, dei nostri padri, dei nostri nonni. E però anche differenza perché oggi viviamo in una realtà contestuale assolutamente diversa. Tutto quel mondo animistico non c'è più. E ciò che più mi ha colpito è che in una ricerca che avevo fatto sui sogni, i sogni dei sessantenni, settantenni, di 40 anni fa, quando fece il libro I sogni dei pastori, i sogni erano ricchissimi di apparizioni di defunti, di un mondo magico che stava morendo e che non ho trovato assolutamente in sogni dei ventenni che sognavano cose assolutamente diverse. Sogni. Alcune pagine, anzi un intero volume è dedicato addirittura ai riti magici, no? Alle storie che venivano raccontate, piuttosto che alle figure che queste tradizioni, no, come dire, danno forma a queste figure. Cosa è rimasto in realtà? C'è una connessione? Il mondo magico raccontato da Monsignor Raimondo Calvisi in questi 6 volumi che stiamo rieditando per la cura di Diego Casu e mia per Carlo Delfino è collocabile nel tempo che questi sogni iniziano a svanire, e lui si fa come un raccoglitore di questo luogo-tempo che è in via di sparizione, in maniera da poterlo fissare e tramandare con un senso importante della tradizione. E in questi riti magici del 4º volume il racconto portante, strutturante, che poi è metà libro,
è quello appunto di un cercatore di tesori, e per poter trovare il tesoro deve fare affidamento a delle formule magiche che sanno di diabolico, che sono in possesso dei demoni che custodiscono quel tesoro. Ora, cosa c'è di più sognato di un tesoro, di un ascusorio che poi non si trova? È questa linea, per riprendere anche il discorso che prima faceva Marchisio, è proprio dentro l'immaginario che tesse il reale, perché poi il reale è lo sforzo che viene compiuto realmente per poter mettere le mani su questo ascusorio, su questo tesoro. Ecco, intorno a questo ruota una delle linee di costruzione di tutto quello che noi chiamiamo romansero, cantare barbarico di Monsignor Calvisi, che appunto è la cronaca quasi quotidiana, scandita per i tempi lunghi, di quel mondo magico incantato, dove a farla da protagonisti sono tutto quanto era ai margini di quel contesto, ma anche dentro, con la loro capacità di far credere veri i sogni. Bitti, voi lo siete per nascita, io per adozione, un po', no? Bitti è il protagonista, molta parte di questi racconti vedono una Bitti protagonista, però Bitti ritorna moltissimo nella letteratura del Novecento sardo, perché questa centralità così curiosa rispetto ad altri paesi magari un po' meno. Forse perché, con firme illustri, sì, fra l'altro, io sono fortunata c'è oggi. una tradizione culturale. Bitti, adesso tutti vanno a scuola, come si usa dire, ma fino agli anni 50 Bitti e Olzai avevano il primato in Sardegna di laureati rispetto alla popolazione. Questa la dice lunga di una tradizione bittese, per cui in una famiglia pastorale uno aiuta la mamma, uno aiuta il padre in campagna e gli altri studiano e si laureano. E chi va a studiare si deve fare onore, quindi ecco la riuscita, perché deve farsi onore, perché è un disonore. Onore nel senso più puro, nel senso di una resa, di un impegno e dei risultati manifesti. In questo senso la tradizione culturale bittese, per dire, da Giorgio Asproni, per così dire, dal senatore Muslio, ma anche più recentemente altri deputati europei come Salvatore Rigios, come l'avvocato Carta, che è nato a Bitti, no? Io non lo sapevo. Era bittese, sì. E poi Michelangelo Pira, per dire, no? Certo. Ma anche tanti altri ora studenti del liceo scientifico di Bitti che si stanno facendo onore. Quindi c'è questa eredità abbastanza, come dire, degnamente proseguita, e per cui è senza dubbio un paese da questo punto di vista vivo, colto, perlomeno colto. Sino ad ora, perché a me pare che ci hanno tolto il liceo scientifico e non so che cosa possa voler dire, ma insomma c'è senza dubbio un punto che viene meno, secondo me. Certo. Questo delle scuole che si allontanano diventa sono delle trincee, no? Delle trincee di difesa, dei punti di riferimento, delle roccaforti, nelle quali l'attività culturale è bello quando si è in una scuola dove ci sono tanti abitanti di tanti luoghi diversi, ma il mantenimento dell'identità, dell'individualità, no? Culturale dei luoghi, insomma, forse su questo dovranno fare chi insomma dispone dei ragionamenti importanti. A questo si aggiunga che Bitti ha un campanile alto 40 metri
e quindi siamo autorizzati ad essere campanilisti. Assolutamente sì. Questa è buona, questa è buona. C'è un altro aspetto che è molto interessante, la scelta, perché proprio in questo momento? E da cosa nasce la scelta di come dire, di prendere in mano tutta quest'opera? Ma questo l'abbiamo spiegato a più riprese nelle presentazioni che mano a mano stiamo facendo per l'uscita di ciascun volume, e lo esplichiamo a più riprese nelle introduzioni dei singoli volumi, perché era un'idea che avevamo senza che l'uno sapesse dell'altro, sia Diego Casu, che familiarmente chiamiamo Dededdu, ed io. Diego perché è legato familiarmente a Monsignor Calvisi, era suo prozio, zio della mamma di Diego, lo chiamavano nonno in famiglia con questo senso di rispetto. Nonno noi lo usiamo di solito per il padrino, non per il nonno lo chiamiamo Manneddu. Loro comunque chiamavano tutto il parentado, la famiglia, Monsignor Calvisi nonno. Ma anch'io, senza sapere niente di Diego, con cui siamo coetanei, con cui siamo stati insieme bambini, entrambi eravamo nell'ambito della frequentazione della Chiesa. Io ho conosciuto anche Monsignor Calvisi, lo ricordo che quando eravamo chierichetti e veniva lui a dire messa noi eravamo contenti perché era molto sbrigativo, era una persona molto, molto svelta, e quindi anche nel dire messa quello che poteva essere, siamo in tempo preconciliare, tagliato lo metteva volentieri. E adesso invece ci tagliano i tempi perché fra un attimo. Siamo di nuovo in studio, parliamo di tradizioni della Sardegna e di Monsignor Calvisi nello specifico. Lo abbiamo evocato in più di una circostanza, ma chi era? Ma Monsignor Calvisi può essere definito un prete del suo tempo e allo stesso tempo un prete particolare. Lui va a famiglia pastorale, nasce nel 1892 e muore nel 1978, viene avviato al seminario da uno zio prete Borba, compie gli studi che dovevano essere compiuti di rito e da subito, appena ordinato sacerdote, sperimenta quella che lui chiama in diverse parti dei suoi racconti le vigne sterpose, che sono il luogo difficile del suo apostolato, della sua missione sacerdotale. Il primo libro, quindi l'intera raccolta, apre con un'esperienza autobiografica che lui racconta per trasporta persona ed è il suo arrivo all'Ollove, e lui chiama Alarvé, e dove c'è, per farla breve, la festa del patrono San Biagio, che nel racconto diventa San Paolo, che finisce con una sparatoria. Per una questione di portantina del santo e altri rancori stupiti che vengono fuori durante la festa. E finisce con questa invocazione che lui attribuisce alla prete di finzione, ma che in realtà ha detto lui stesso, la dico in sardo, poi la traduco subito: Santu viasu meu, salvatemi da inocchia questi sparatori a chi a voi si può che casa conca, là che ne nova mie nono. Cioè, questo per dire qual è l'approccio alla sua missione di sacerdote. Comunque lui diventa anche da subito un raccoglitore di tutte queste cose che sono per la maggior parte attinte dalla tradizione orale e che lui pensa a scansionare, ad ammucchiare, eccetera. Pubblicherà quando lui è già grande d'età, 73 anni, quando è in pensione, diciamo così, e che sono uno dei suoi temi di impegno particolare, quello della mettere mano su questo tesoro che sono i racconti, le tradizioni, le poesie e quant'altro formano il mondo magico.
Questo mondo magico però a me, lo devo dire, ha ricordato moltissimo delle fotografie. Se dovessi disegnare delle foto del mondo dell'Adelaide, io le rivedo tutte come una bella gallery fotografica. Quanto è realmente incarnante il mondo. E certo, perché ciò che caratterizza questa scrittura di Raimondo Calvisi è la storia in sé, come storiella popolare, però niente affatto storiella, perché nella sua specificazione, nella sua articolazione narrativa, va in fondo al carattere dei personaggi. Per cui mi hanno affascinato due aspetti. Uno è la storia come narrazione, conto de Ochille, ma allo stesso tempo interpretazione autentica di quei vissuti, di quel periodo storico. E poi la caratterizzazione dei personaggi, sia fisionomica, proprio ci dà come un riconoscimento del ritratto, sia psicologica, sia antropologica, cioè è nel contesto della comunità. Unire questi tre aspetti ne fanno un narratore niente affatto superficiale e niente affatto, relegabile in un conto de Ochille, no, c'è nella scrittura una sostanzialità psicologica, antropologica e narrativa specifica che seducono. Uno segue con attenzione, poi c'ha una dote veramente straordinaria, quella che pur essendo cose che gli appartengono, opera un certo distanziamento, da cui l'ironia, quell'ironia benevola, mai aggressiva, mai offensiva, quasi Questo è molto Vitti però, Sì, è questo vero. è molto Vitti. Sì, ma a volte in Uriabitese diventa un po' sarcastica, tanto che spesso nel gruppo, quando uno esagera, si dice inemila. Finimila. E invece come signor Calvisi, forse anche la sua dimensione pastorale di sacerdote, abbiamo questa ironia quasi compiacente che farebbe piacere anche al soggetto che viene, preso in giro, o che viene cantato, decantato. L'idea del saggio, forse, il saggio, no? Sì. E di chi ha il tempo, che si è dato il tempo, no? Di aspettare. No? Questo è un aspetto che rende la lettura piacevole, per cui uno leggendo sorride, come anche una partecipazione, quasi che la stessi vivendo il lettore stesso. Tutti questi caratteri fanno di Monsignor Calvisi non soltanto un interessante autore di tradizioni popolari, ma narratore. Vorrei aggiungere una cosa certo. a proposito di Grazia Deledda, che è particolare e che evidenziamo in una si conoscevano, si erano conosciuti? Assolutamente no, però c'è questo particolare. Quando Monsignor Calvisi era parroco della Solitudine, dove ha finito il suo ministero sacerdotale, si dice che più che promozione fosse stata una specie di punizione, perché ha avuto anche dei contrasti non sempre venuti alla luce con la gerarchia ecclesiastica. E lui ha avuto, questa occasione di essere, siamo nel 1959, quello che apre il corteo che attraversa il centro storico di Nuoro con le spoglie mortali della Deledda che vengono riportate dal Verano, dal cimitero del Verano, alla chiesa della Solitudine. Ecco, Monsignor Calvisi è documentato anche da delle fotografie, lui che apre questo corteo. Ed è significativo questo, a nostro avviso, sostengo anche la parte di Diego Casu, perché effettivamente, come prima evidenziava anche Bachisio Bandino, c'è molto retaggio del mondo dell'Ediano dentro i tipi, i luoghi narrati in questo contesto del mondo magico. Sembrano quasi dei fratelli maggiori, per usare di una terminologia, degli omologhi. Comunque sono delle persone
vere, come appunto diceva prima Bacchisio, quelle che escono fuori dal narrato, dove a dominare insieme all'ironia c'è anche l'autoironia, perché lui mette in gioco anche se stesso dentro la maniera di raccontare. Questa è un'immagine molto interessante, ma di questo mondo, no? di questa processione sociale, cosa è rimasto secondo te? Tu che sei passato dal giovane sardo a quello connesso, sempre connesso, di queste connessioni con quello ancora precedente rispetto al giovane sardo, perché questi sono di qualche anno più giovane. Cosa ti è rimasto secondo te? Che visione hai? Ma come si forma, come dire, la struttura inconscia di un personaggio? Si forma alla luce delle esperienze, dalla nascita, col mondo in cui vive. Quindi ascolta racconti nell'infanzia, ha un rapporto con la nonna, e con anziani anche, si raccontano le cose. Sul muraglione dei Stroile si raccontano le cose. Si raccontano più volte, ripetute e con varianti spesso. E la gente ascolta e si forma. Sente di apparizioni dei defunti, sente di un cimitero, a mezzanotte nel cimitero, ed ecco che parte tutta la dimensione dei defunti, delle apparizioni. Poi c'è tutta una magia, è andata da zia Tomasetta a farsi spiegare il sogno e gli ha detto che quel sogno purtroppo è un presagio. Della lana e dei fili intrecciati non riusciva a dipanarli, e vuol dire che la vita sta finendo. E quella persona infatti dopo 10 giorni muore. Tutto questo universo che corre, come dire, rumor currit, corre nella comunità, influisce più di quanto noi pensiamo, perché essendo sul versante di cose straordinarie, di defunti, di apparizioni, di magia, si imprime più fortemente di cose ovvie, per cui così si forma una struttura interiore che è appunto votata a proseguire questo alone fantasmatico, no? Una volta che un ragazzo invece entra dopo gli anni 70, 80 in una dimensione televisiva, per cui le apparizioni sono sullo schermo, la merceologia consumistica anche dei piccoli market di periferia del povero consumismo nostrano sono oggetti, segni. Quell'oggetto è anche un segno, non è solo un oggetto. E quello a merce è un messaggio, per cui quel ragazzo vuole le scarpe di quella marca Jordan, certo. E non vuole altro. Tutto questo forma l'immaginario, quindi è un immaginario esterno in sostanza, è interiore, è interno al ragazzo, ma è esterno, ripeto, a quel contesto di cui parla Raimondo Calvisi. Quindi quell'immaginario, quella struttura e quelle forme simboliche sono talmente nuove e talmente riferite a contesti ormai tecnologici che non possono allineare minimamente questi aspetti fantasmatici, fantasiosi, quasi sacri. No, non vengono recepiti, non appartengono. C'è anche una specie di pseudoconoscenza scientifica, per cui pare che tutte le cose abbiano una ragione d'essere, no? C'è un razionalismo pseudoscientifico. E a questo punto non può pensare a questo. Ci fermiamo un secondo, vi aspettiamo, a fra un po'. Bentornati. Stiamo parlando di tradizioni, siamo con Natalino Piras e Bacchisio Bandino, stavamo parlando di interconnessioni. Siamo destinati all'estinzione delle tradizioni? Ma per lo più le tradizioni si rinnovano, ma questo rinnovamento è molto accelerato e anche assume caratteri
estremamente differenti. Però la tradizione, come dice il verbo tradere, vuol dire che c'è sempre una continuità, tramandare, tradurre, tradire, ma il tradimento va a essere molto forte. Per cui queste tradizioni prendono la forma del tempo attuale, ma il tempo attuale ha poco a che vedere col mondo magico, col mondo dei defunti, col mondo delle apparizioni. Vorrei sapere cosa pensa un ragazzo di 16 anni che va al cimitero il 2 novembre, seppure ci va. Che rapporto ha col defunto, nel suo immaginario? In questo senso la tradizione c'è sempre, però questo tradimento, nel senso etimologico del termine, senza nessuna caratterizzazione moralistica, è la forma del tempo oggi di questi ragazzi. Per cui sarei curioso anche di vedere cosa prova quando legge questi libri di Raimondo Calvisi. Sarebbe interessante farlo leggere in una classe del liceo scientifico, a Bitti, e ascoltarli. Cosa dicono? Come si approcciano? Che sguardo hanno verso quel racconto? Lo sentono lontanissimo o in qualche modo trovano qualche linea di parentela, qualche sottile filo di orbace che in qualche modo li lega al passato? Sono esperienze da fare per poter rispondere con motivazioni alla tua domanda. Diciamo. Da mamma di adolescenti ti dico che personalmente sento io la responsabilità e la mia responsabilità la sento nel dover essere io a tramandare, a non interrompere quel filo, no, di tessitura. Perché guarda, rubo un'immagine di Maria Lai, una volta mi raccontò questo, nelle tradizioni e nella storia del racconto si parlava di storytelling, oggi si dice, no? Di tessitura delle storie, delle favole, e ci dicevamo, ma Maria, le ho chiesto, senti Maria, ma come faccio a raccontare una storia? E lei molto semplicemente mi raccontò come si cuce. E quindi un lago che tesse si infila in un punto e arriva nell'altro. E in questo unire il vecchio con il nuovo, poeticamente naturalmente, e in questa poesia di tessitura in realtà lei mi disse, osserva bene, passa per un ago che si insinua in un tessuto ed riesce in un altro, ed è sempre un momento, è una ferita, è un taglio, è un'iniezione di uno strumento nuovo che è l'ago. Il passaggio non è mai indolore, c'è un passaggio. Allora io mi chiedo, sono una mamma che anche con un po' di dolore, perché i miei figli dicono no, sta per incominciare la nenia, no? Però con un po' di dolore fa passare alcuni messaggi? No, quanta responsabilità abbiamo noi? Non credo sia, non vedo responsabilità sotto questo punto di vista, vedo più la responsabilità riguardo alla lingua delle madrelingua. Ma per quanto riguarda le tradizioni popolari non vedo responsabilità delle mamme, perché i figli crescono in una dimensione dove l'influenza fantastica e simbolica e tradizionale delle mamme, delle nonne, non c'è in loro, perché non hanno stimoli esterni che li conformino. Quindi non c'è responsabilità. Quanto influisce l'educazione della mamma oggi rispetto alle fantasie e ai simboli dei ragazzi? Poco. Scuola, famiglia, chiesa. Cellulare? Cosa fanno? Il 30, il 40% e l'altro 60% da dove viene? Viene dal cellulare, certo. dall'immagine. Quindi non c'è, è inutile dire no, ma voglio che i miei figli capiscano questa tradizione. Non possono capirla. Il problema è come
pensare di risvegliare in loro un interesse secondo il loro linguaggio, però, secondo la loro forma, non secondo la mia che insegno a, no, non si può insegnare in questo senso. Come loro possono recuperare in una forma tutta loro, con linguaggi loro, in un'invenzione della tradizione. Come inventare la tradizione? Secondo i loro linguaggi, secondo le loro immaginazioni? Ecco, questo si può porre come un loro nuovo sguardo possa porsi sul versante dell'identità sarda, ma definita da loro, linguisticamente parlato da loro, non secondo modelli nostri, degli anziani. Non c'è possibilità di scambio sul versante dei modelli. È nella novità linguistica la scommessa. Che non c'è, o c'è molto poco, però questa novità linguistica. Ma c'è molto, però per esempio la scuola potrebbe smetterla di fare i discorsi, per esempio in letteratura, dai predanteschi ad oggi, perché non entra in campo la storia della Sardegna e la letteratura della Sardegna? Ecco, allora questo è già un modo, il mondo dell'Ediano, come appare? Il mondo di Salvatore Satta, modernissimo e profondamente nuorese, come viene recepito? I linguaggi sono capaci di qualunque connessione, ma il discorso linguistico non è di tipo dell'imparaticcio, no, vorrei che i miei figli avessero come io ho avuto, no. Non Niente come su questo non è possibile. E tu che impressione hai, Ma in Natalina? tutto questo io penso che i libri di Monsignor Calvisi, questa opera omnia che stiamo rieditando, possa fare magistero. E per quanto c'è già dentro, e per quanto possono essere gli sviluppi. Ed è tutto motivato forse da una questione proprio interiore a tutto il tessuto che tiene i 6 libri. Cioè, Monsignor Calvisi è animato da buone intenzioni. E io penso che questo essere animato da buone intenzioni sia qualcosa che rende possibile l'approccio scolastico anche ai bambini, o se non ai bambini, ai ragazzini che iniziano dalle medie in su. Chiaramente bisogna che ci sia anche un docente, un insegnante capace di entrare dentro questo contesto. Ecco, mi viene in mente Benigni, ho visto la registrazione dell'intervento di Benigni in Vaticano l'altro giorno per la giornata dei bambini di tutto il mondo con la presenza di Papa Francesco. No? E Benigni da istrione ha giocato comunque su questa bontà di fondo che tiene ancora oggi la contemporaneità delle favole da Perrù a Capuccetto Rosso, a Biancaneve, eccetera. Se manca questa bontà di fondo, manca quello che è l'elemento scolastico, diciamo, che anche attraverso la mediazione linguistica di cui prima parlavate dovrebbe riuscire a rendere questi testi materia non solo per gente insomma di una certa età o per specialisti, ma anche per far entrare dentro quella che è la curiosità di un ragazzino delle medie o del liceo scientifico, anche perché questo lo evidenziamo anche nel classico, adesso non si arrabbiano del classico. Lo evidenziamo nelle diverse introduzioni che facciamo ai singoli volumi. In Calvisi c'è quel recupero detto in maniera non teoretica ma proprio diretta come arte del racconto di tutti i saperi della scuola impropria, che sono qualcosa che tiene da un punto di vista del contesto narrativo e anche da un punto di vista linguistico la contemporaneità che la scuola impropria, i saperi dell'ovile, del mondo contadino e pastorale avevano e che ancora oggi hanno ragione di essere tramandati. C'è qualcosa che così mercificando, banalizzando i termini della questione ci fa ben sperare, almeno per quanto riguarda questa riedizione. L'editore ha detto, si sa, gli editori sono sempre resti a gratificare gli autori e i curatori, ha detto che
ci sono diverse curiosità scolastiche per l'acquisto di questa collana dei libri di Monsignor Calvisi, una cosa che ci fa insomma ben sperare, anche perché questo lo stiamo ribadendo a più riprese, c'è questa semplicità di narrazione che veramente impone quella che è la comprensibilità immediata del testo, ma anche la capacità di stabilire dei rimandi. Ecco, per entrare dentro la contemporaneità. Rimandi di che tipo? Rimandi che possono essere al contesto, che possono essere dei testi sottaciuti, oppure rimandi anche ad altri contesti che non sono di quella scuola impropria. Su questo ci divertiamo un po' a dire dei paragoni impossibili nelle introduzioni. Ecco, in questo quarto libro, nel capitolo che riguarda Zutteiu, che è la lamentazione funebre, con tutte le poesie, ratitos, che lui recupera e che fanno parte anche di altri volumi. Ecco, noi ci divertiamo a vedere un po' in che maniera Zutteiu delle nostre preffiche possa essere paragonato, che so, a Morte di un poeta, che è la poesia che Pasternak compone per il suicidio di Majakovskij. Non so fino a che punto ci riusciamo, però ci proviamo. Il tentativo c'è. Offro un attimo. Bentornati, stiamo parlando di tradizioni, siamo ancora ancorati, è un gioco di parole, ma siamo con Bachisio Bandino e Natalino Piras, siamo immersi in questo mondo, come dire, di immagini, no? Di sogni, non so se siano proprio degli acquarelli, no? Però di fotografie, di quadri. Mi è venuta in mente l'immagine della mamma dell'Uccini, tutti biasi, chiusa, no? Abbiamo raccontato dell'Edda, ma nel frattempo ci sono tutte le immagini e poi abbiamo parlato di un solo Satta, ma in realtà ci sarebbero tutti e due i Satta, no? Sì, ci sono entrambi a mio avviso, perché c'è l'aspetto fantasmatico della numero del giorno del giudizio, ma c'è anche il recupero in prosa e ogni tanto anche di qualche pezzo di poesia in sarda, perché sono molti mutos, perché i 6 volumi ripropongono molto delle poesie che lui ha raccolto e suddiviso per generi. Ecco, c'è tutto il mondo dei canti di Bustiano, con quella che è l'asprezza dei pastori e l'essere bracati dei banditi, ma anche la loro dirittura morale, il loro codice comportamentale che non cede a compromessi, o se cede a compromessi riesce a farlo in una maniera che sia capace di farsi assolvere da Dio e anche di autoassolversi. Ecco, ogni tanto ci sono anche queste tracce, diciamo, di spessore narrativo che entra dentro le psicologie da parte di Munnutruncu. Di Munnutruncu, il soprannome di famiglia che gli viene familiarmente e anche affettuosamente attribuito anche da noi che lo riraccontiamo. Senti, lo accennavi prima, però ritornerei. Monsignor Cogoni, in una celebre predica, in un momento particolare della nostra storia, diede, come dire, quasi un diktat, lo possiamo dire, dal pulpito, dichiarò non tanto il suo antifascismo, una sua posizione, una sua visione antifascista, ma quanto afascista. In un mondo, siamo in un momento molto particolare della storia d'Italia, della storia della Sardegna, e in tutto questo però c'è una visione molto molto combattuta. Io parlerei di antifascismo, perché a fascismo è quanto il nostro compaesano gesuita padre Raimondo Turtas, storico, ha detto a proposito di quel periodo nella
introduzione che lui ha fatto a un libro di Don Salvatore Busso. Il comportamento di Don Cugoni, la sua omelia nel giorno di Corpus Domini da Dies Signore nella cattedrale di Nuoro, che tuona proprio con la forza che può avere la parola dell'omelia dal pulpito della cattedrale contro la campagna di fedeli, contro la campagna di Libia, d'Africa, non può non provocare la reazione immediata del potere, del fascismo, che infatti le reazioni sono due: la chiusura dell'Ortobene, del giornale della Chiesa, e poi la soppressione del movimento scoutistico, che si faceva portatore, come dire, di questa sovversione. Cosa c'entra Monsignor Calvisi in tutto questo? Monsignor Calvisi era un grande animatore scout, questo lo evidenzieremo nel 6º volume. Lui aveva anche un nome da scout, che era Aquila Randaggia, anzi Volpe Randaggia. Volpe Randaggia. E lui, per essere scout, oltre per questi suoi atteggiamenti, perché dicevamo prima che è un prete del suo tempo, ma anche un prete a suo modo, diciamo, contestatore di quello che è lo statu quo, e per questi suoi atteggiamenti, per essere scout, viene messo sotto osservazione poliziesca da parte del regime. Nel primo libro riportiamo la velina della questura che dà un comando a tutte le sedi dell'Arma di tenere sott'occhio questo prete che è un po' particolare. Non usano il termine della sovversione, come dicendolo in sardo bisogna dell'attenzionare. Attenzionare. Cultura, tradizione, codice, addirittura Barbadicino, ma ha senso ancora parlarne? Che cosa cos'era allora e che cosa ancora si sente? Ma i codici tradizionali, stavamo dicendo, sotto altre forme espressive, non reggono più, ovviamente. Però io credo che il processo di trasformazione apparente è più veloce, quello comportamentale, degli atteggiamenti, dei comportamenti, ma le strutture profonde sono più lente nel muoversi. Per cui, per esempio, il concetto del sojustu è fortissimo ancora da noi. Sojustu non è che la giustizia, il termine astratto, la giustizia è los carabinieri. Certo. E questo è importante che sia invece sojustu, perché sojustu è un sostantivo che si presenta come aggettivo, ma è un sostantivo sojustu, cioè sojustu è la verità delle cose. Non è giusto. Anche la vendetta barbaricina è giustizia. Tu uccidi un mio cavallo, io uccido il tuo. Perché non ricorrere allo Stato? Perché lo Stato non è capace di risolvere il problema. Se io vado dai carabinieri e dico mi hanno ucciso la cavalla, e chi te l'ha ucciso? Che ne so. Mi hanno rubato 100 pecore, chi le ha rubate? Non lo so, e non lo sa. La polizia, i carabinieri riescono a restituire le pecore? No, è finito. Io invece, attraverso conoscenze e amicizie, riesco a sapere com'è andata là e riesco a riavere almeno gran parte del gregge. Quindi questa giustizia non è giustizia localistica, è una giustizia vera questa del codice barbaricino di Pigliaro. E non a caso Lucio Lombardi Satriani, il più grande antropologo italiano degli ultimi 30 anni, ha scritto cose mirabili difendendo questo codice e dicendo che non è affatto barbarico, ma che è un codice che rende giustizia in quel tipo di società. Ed inutile appellarsi ad altri codici come quelli statuali che comunque lì non si incarnano. Ecco perché diciamo che molte cose, il concetto di omine permane, omine bennata o non bennata, ce n'è uomo o non ce n'è, ancora oggi. Di valente, ma non come lo interpretano i giornalisti, di chi vale, ma di chi vale. Un uomo valente, non vuol quello dire... dell'onore di cui parlavamo prima, sì, che esatto, che interpreta i codici locali con stile, quello è il valente.
il concetto di giustizia, il concetto di uomini, il concetto appunto di... sono autenticamente tradizionali e che permangono in qualche modo, e speriamo che anzi si consolidino, perché questa è la struttura portante di Però quegli adolescenti di cui parlavi prima ne sentono molto il bisogno. Sì. Ma io credo che in questo scorrere veloce, è vero, in questo scrollare oggi si dice, no? Da smartphone, in realtà posso dire sempre da mamma che parla e da osservatrice che in realtà hanno un grandissimo bisogno di punti di riferimento. Una volta si diceva di punti di riferimento, sì. Però guarda, lo vedi nelle mode, stanno ritornando le mode, ci sono i giovani artigiani che predispongono, i jeans in una rilettura dell'abito velluto, dell'abito è il nuovo linguaggio. È un nuovo linguaggio, magari non è lingua proprio, ma è un'immagine, ma è un riacchiappare, un'identità. Mi viene da dire identità, non lo sto usando nel modo più corretto. Ma quanti studenti orgolesi e bittesi, quanti giovanissimi cantano a tenore? Per esempio. E stanno entrando nei cori. O nelle novene, le feste tradizionali, come le sento. C'è da recuperare, il recupero avviene attraverso un nostro passato che riacquista una nuova forma oggi, non attraverso prediche o ritorni a Suconnotto, non si torna. No, Suconnotto invece non c'è. Mi chiedo se non sia, no, ve lo chiedo a entrambi, se non sia un modo per una sorta di salvagente, no? Questa restyling uso un termine che non mi piace, però vabbè, mi è venuto questa rilettura, questa riacquisizione attraverso schemi e strumenti e mode nuove, in realtà non sia un allungare la mano al buio in qualcosa che si conosce, ed ecco là che parlo di responsabilità, no? Di spiegare che cosa, non per rivivere le stesse cose, ma per lasciare queste frange, no? Questi fili aperti, per cui se li vuoi tagliare tu, li hai tagliati tu, ma io ho tessuto nel frattempo. Io se non avessi creduto, ecco, al fatto, come dici tu, del salvagente, non mi sarei imbarcato in questa vettura. Vero, siamo dei sognatori, ce lo vogliamo regalare. Chi me lo fa fare, insomma, perché anche da un punto di vista del lavorarci su è una cosa un po' ardua. Però io ci credo al fatto che una cosa come questa riedizione di Monsignor Calvisi possa essere uno strumento, un salvagente, quello che, per usare insomma di un latinorum, è sempre un passaggio dall'absconditum all'iditum, dove recupero anche l'organizzazione della speranza, che era l'impegno costante di Ernesto Balducci. Magari Ernesto Balducci non aveva mai sentito parlare di Raimondo Calvisi, però ci sono delle coincidenze nel pensare, nel rendere manifesto questo pensare operativo che li accomuna. E tu cosa pensi invece, Vachino? No, io condivido questo e va non recuperato, ma rivissuto da loro, attraverso forme loro che però hanno addentellati specifici alla realtà in cui vivono. Perché il timore più grave è questo dei ragazzi che non hanno più un'immagine di Sardegna, per cui tutti vogliono andare fuori. Allora va bene che tu vai fuori, ma assieme al complessino, al grande cantante, c'hai anche un tenore, c'hai anche un ballo sardo. Cioè oggi ciò che arricchisce e ciò che fa sperare è la pluralità. Io posso essere un grande suonatore di fisarmonica, di chitarra, ed essere anche un grande ballerino dell'ultima moda e anche sentire un'emozione nel ballo sardo. Cioè non c'è una esclusione, che l'uno presuppone l'esclusione dell'altro, anzi è la pluralità di sentimenti, di esperienze. Parlo il sardo e parlo l'italiano e l'inglese e anche il mandarino e il russo. Non sono in lotta tra di loro le lingue, e così tutti gli altri aspetti.
Che bella questa condivisione, questo sogno. Con questo vi lasciamo con un minuto di ritardo, ma sogniamo insieme. Alla prossima e grazie per averci seguito.